Negli Stati Uniti quasi 3.000 morti nelle ultime 24 ore e lo Stato del Missouri fa causa alla Cina per le presunte responsabilità nella pandemia. Da New York il corrispondente Dario La Ruffa. L'America si allontana dalla Cina, eufemismo. Un sondaggio del Pew Research Center di Washington sostiene che 2 americani su 3 non apprezzano la Cina. 2 anni fa era 1 americano su 2. Pesano ovviamente le informazioni sulla pandemia, ma anche la precedente battaglia sui dazi fra Stati Uniti e Cina. Chi ha meno di 30 anni rimane comunque fiducioso verso Pechino. Interessante notare come il giudizio negativo sia molto forte fra i repubblicani, ma sia largamente maggioritario anche fra i democratici. In questo clima il procuratore generale del Missouri a guida repubblicana presenta una causa contro la Cina con l'accusa di aver procurato danni allo Stato fornendo tardi e male le notizie provocando perdite di vite e danni economici. Pechino definisce la causa assurda e priva di basi di fatto e legali. I servizi segreti americani, riporta il New York Times, avrebbero infine scoperto una campagna di disinformazione cinese verso Stati Uniti ed Europa attraverso WhatsApp di allarme inviati ai cellulari di milioni di persone. Esempi: che il virus fosse partito da militari americani in Cina o che Trump stesse per mandare l'esercito in strada, notizia che ha costretto alla smentita il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. I ricercatori dell'ospedale Spallanzani di Roma